minuti. Grazie signor Presidente. Signor Presidente del Consiglio, intervengo con una certa amarezza in questa sede, ma questo non deve impedirmi di essere molto franco. Lei ha avuto modo di apprezzare la coerenza e la lealtà con la quale mi sono messo a servizio della sua azione di governo. E come segno di questa confidenza e di questa lealtà le ricordo quando, avendone parlato, condivisi con lei un tweet nel quale il Presidente Borghi ironizzava sulla vacua iattanza con cui il 19 dicembre 2013 l'allora Presidente del Consiglio si vantava di aver concluso l'unione bancaria. Il Presidente Borghi diceva: non avete capito quello che avete fatto, vi correranno dietro con i forconi e tiferò per gli inseguitori. In effetti 2 anni dopo il PD cadde su quella unione bancaria con le vicende di Banca Etruria e del bail-in anticipato. Questa condivisione aveva un significato, era sottolineare che la Lega non sarebbe stata disposta a fare errori simili, ed era anche ricordarle che lei avrebbe trovato in almeno un pezzo di questa maggioranza degli economisti capaci di capire 2 anni prima che cosa sarebbe successo 2 anni dopo. Ritenevamo che questa potesse essere per lei un'opportunità, considerando anche il fatto che lei aveva espresso un desiderio di coinvolgere il Parlamento, fin dal suo primo discorso. E in effetti in questo che oggi forse è stato il suo canto del cigno, almeno in questa esperienza, si è parlato di parlamentarizzazione della crisi, di coinvolgimento del Parlamento. Per esigenze di trasparenza, ha detto lei, e trasparenza c'è stata. Questa parlamentarizzazione ci ha permesso di capire e di esporre agli italiani che non siamo stati noi ad aprire la crisi è stata aperta da chi le ha voltato le spalle quando lei ha iniziato a parlare in aula, da chi le ha votato sostanzialmente contro una mozione che riguardava un'opera infrastrutturale cui lei aveva dato il suo sostegno. E se lei non aveva voluto prenderne atto e aveva voluto un passaggio parlamentare, cosa che apprezziamo proprio perché ci consente di esprimerci, non si capisce perché si chieda a altri ministri di dimettersi. Evidentemente dopo il passaggio parlamentare si prenderà atto. Lei ha fatto riferimento alla cultura costituzionale. Io, che sono un dilettante di questa cultura, mi sono documentato. L'Italia è andata in esercizio provvisorio 33 volte nel dopoguerra. La durata media di una legislatura, delle precedenti, è stata di 4,3 anni. Se non sbaglio in 8 anni ci sono state elezioni anticipate. Non siamo nella patologia, siamo nella fisiologia. Quello che secondo me invece è un elemento di incoerenza, è un elemento che, glielo devo dire con un minimo di amarezza ma di franchezza, ha minato la mia fiducia, è che questo anelito verso la trasparenza non c'è stato in altre circostanze, in particolare non c'è stato nel negoziato con l'Europa. Io le ricordo che questa Camera ancora aspetta il testo della riforma del MES negoziato con opacità e senza il necessario coinvolgimento parlamentare, nonostante gli sforzi che con lealtà so di aver profuso, sostenuto dai funzionari di questa Camera e sostenuto anche dalla mia Commissione. E voglio ricordare che il trattato MES è un trattato che all'Italia è costato già più di 50 miliardi. Per quelli che, si attardano sui costi della democrazia, dirò a spanne che è costato quanto far funzionare il Parlamento mezzo secolo, d'accordo? Ove mai a qualcuno desse fastidio far funzionare il Parlamento o magari chiamare le elezioni quando è necessario. È vero che noi avevamo avuto anche un anticipo di questo tipo di atteggiamento, cioè di un atteggiamento molto schierato a difesa di un certo approccio finanziario. Mi ricordo che quando il 22 febbraio di questo anno lei venne in aula, difese a spada tratta la tesi sostenuta dalla Banca d'Italia a fronte di una interrogazione di un collega di Fratelli d'Italia, secondo cui la Banca d'Italia era proprietaria dell'oro degli italiani. Questa cosa mi sorprese e ancor più ci deve sorprendere ora che la stessa BCE con la CON 2019-23 del 24 giugno ha chiarito che le banche centrali hanno solo la detenzione e non la proprietà dell'oro che utilizzano per svolgere la loro attività.
Naturalmente non sarò così irriverente da spiegare la differenza di questi due concetti a un giurista molto più raffinato di quanto io possa mai pretendere o fingere di esserlo. Però mi preme rilevare che in quell'occasione lei, che era partito come avvocato del popolo, cosa che avevo apprezzato, si era comportato in realtà da avvocato della Banca d'Italia, e quello l'avevo apprezzato un pochino di meno. Queste sono cose che vanno ricordate, anche perché in questo momento sui social, verso i quali lei ha manifestato un atteggiamento di distanza, sul quale avrei qualcosa da dire, ma per brevità non mi ci attardo. Sui social adesso, con accenti melodrammatici, sentiamo appelli: salvateci dal PD, salvateci, e veniamo accusati per motivi tattici di aver tradito questo governo che funzionava benissimo e di consegnare l'Italia in mano ai partiti delle tasse e della stagnazione. Beh, alle persone che ci accusano di questo, io voglio dire che la finanziaria che un eventuale governo di responsabili potrà fare, responsabili si chiamano oggi gli ascari di Bruxelles, come sappiamo, non sarà molto peggiore di quello che sotto la sua guida saremmo stati costretti a intestarci. Ed è questo il problema, perché era stato molto esplicito su questo, per esempio il ministro Tria: deficit molto contenuti, e quindi fondamentalmente scordatevi un significativo taglio delle tasse. Questo era il fulcro della questione. E il punto fondamentale è che quando queste affermazioni, queste indicazioni di linea politica, non previamente condivise da un ministro tecnico con tutta la sua maggioranza, che la maggioranza che sosteneva il suo governo, erano state espresse, e il presidente Borghi, segnatamente prendendosi il ruolo del poliziotto cattivo, era intervenuto per contestarle, questa linea aveva trovato un'ampia condivisione e copertura politica, perfino, con mio stupore, nella persona del vice premier Di Maio, quello stesso che, con altrettanto mio stupore, ci aveva definito la nuova Tangentopoli il 16 maggio di quest'anno, durante una campagna elettorale che francamente aveva assunto dei toni dai quali si capiva che sarebbe stato difficile recedere senza lo sforzo da parte di tutti. E allora, per una finanziaria di questo tipo, sinceramente non ci si può aspettare che ci sarebbe stato un assenso della Lega, proprio perché la congiuntura non è favorevole. Se ne sono accorti perfino alcuni autorevoli colleghi dell'opposizione. Noi ci pregiavamo di essercene accorti con un minimo di anticipo. Occorre visione, occorre coraggio, e lei ha deciso di non averne, e non può chiederci di seguirla su questa strada. Cioè, oggi Martin Sandbu sul Financial Times esorta l'Europa a sbloccare le politiche fiscali. Cioè, noi non possiamo sostenere un governo più conservatore del Financial Times. Cioè, come ampiamente anticipato dalla nostra elaborazione, Francia e Germania si apprestano a violare delle regole irrazionali, e noi siamo vittime di un approccio che ci vuole sempre, per un malinteso complesso di inferiorità, essere più realisti del re. Questo è inaccettabile, e mi consenta di farle notare, proprio a testimonianza di suffragare questa mia tesi non particolarmente originale, che lei si preoccupa dello spread, ma lo spread non si preoccupa di lei. Cioè, il governo oggi è caduto e lo spread è sceso, forse è caduto, non ho capito bene perché io sono nuovo del mestiere. Quindi questo vuol dire che nella sua metrica lei ha fatto la cosa giusta. Ecco, questo è uno dei miracoli europei, come i miracoli, diciamo, dei migranti malati che scendono dalle navi delle ONG e appena toccata terra, come dei novelli Anteo, si risanano e poi improvvisamente guariscono. Allora, giusto per avere mi permetta un'osservazione puntigliosa. Lei prima ha imputato al ministro Salvini di essere stato distratto da tante cose, ma se il Salvini che ha arrestato l'immigrazione clandestina con alterno supporto da parte di questa compagine di governo era un Salvini distratto, allora figuriamoci quale sarà l'efficacia di Salvini quando potrà liberarsi dalla zavorra di inutili schermaglie e portare avanti un'azione di governo sostenuta da una maggioranza parlamentare coerente con l'indirizzo politico del Paese, perché questo è quello che chiedono gli italiani e questo è quello che chiede la democrazia. La ringrazio per la sua attenzione.
Grazie.